l'attacco adesso è della Leomatic. Perugia Basket, Pippo Baldirossi per Riccardo Truccolo, arriva Caroldi a prendere palla, la cede a Visconti che evita e va a realizzare con questa schiacciata. Visconti determinante nell'economia del gioco di Trieste. Adesso però il gioco è nelle mani di Perugia con Truccolo per Davide Poltoneri, sempre 8-6, il vantaggio Leomatic. Davide per Pippo Baldirossi dalla lunghissima distanza, la tripla di Super Pippo Baldirossi, preso, abbrancato in qualche modo da Trieste che può rimanere in zona d'attacco, ma i secondi passano. Mancano 7 secondi. 6 secondi adesso il tiro a -4, bel canestro di Poltoneri, si propone Cutolo, Davide sceglie invece Kushev che poi va a cercare, grandissimo l'assist per Costantino Cutolo, primi punti per Costantino. Giacomo Chiatti, il contropiede di Perugia, Costantino Cutolo, il suo rigore e la tripla di Costantino Cutolo, si è piazzato, lui a portare palla per Trieste, il blocco di Zaccariello, la palla che arriva a Ferraro, c'è Baldirossi in difesa su Ferraro, Moruzzi si arrabbia dal Masson, Moruzzi può andare al tiro, ha sfidato Poltroneri e lo ha palla Maganza che cerca Moruzzi e lo trova, il tiro di Moruzzi che sta giocando un frangente di partita davvero da Moruzzi. Poltroneri per Pippo Baldirossi, il giocatore di Perugia va a canestro, buona iniziativa di Pippo Baldirossi, la sua penetrazione efficacissima. È riuscito, bravo Filippo che è riuscito ad andare a segnare nonostante avesse il suo difensore attaccato ad un braccio. 29-28 Perugia, adesso a difendere l'azione di Ruzier, il blocco di Maganza, Ruzier per lo stesso Maganza che Filippo stringi di Trieste con Carra che serve Zaccariello, l'apertura per Maganza che va a realizzare Marco della panchina perugina, i 5 telefoni in campo mentre Marco Carra va a confezionare questa azione che continua poi con Zaccariello al tiro da 3, la tripla di Zaccariello togliendo il lungo, mettendo Moruzzi, quindi ma è lo stesso vabbè, lasciamo stare, abbiamo visto che non è stato usato lo stesso metro sempre in questa partita. Sfrutta ogni errore per guadagnare il possesso Ferraro, il tiro del numero 13 da 3, un'altra tripla. Il professionista qual è? Di pallacanestro, ha provato a cambiare difesa e in questo intanto c'è la tripla di Simone Bonamente, Mattia Caroldi, l'azione del play perugino, la penetrazione e il canestro realizzato da Mattia Caroldi. Tiro rapido perché ci sono, il punteggio è 70. Il pallone per Visconti che va a schiacciare Luca Visconti, 68-70, continua a tener palla Carra, il tiro forzato, il rimbalzo di Moruzzi che conquista il palla a giocare, 3 punti di vantaggio per Trieste. Moruzzi può scrivere il +4 per i suoi con il secondo libero che realizza. Purtroppo altra sconfitta casalinga. E sul tiro di Costantino Cutolo dunque arriva l'ultima azione di questa partita che Perugia perde, dobbiamo dire, di appena 4 punti, una partita